Jakub Jankto e si sbanca il Castellana di Empoli. È la prima vittoria in trasferta di questo campionato e non poteva non arrivare con l'Empoli Davide Nicola, che da quando è arrivato Nicola l'Empoli stava marciando a un ritmo veramente straordinario, imbattuti. Arriviamo noi e troviamo 3 punti che sono oro colato per quella che è la lotta salvezza. Jakub Jankto, un gol importantissimo per il ragazzo che Ranieri sta riproponendo con continuità. Serve ritrovare quel Jankto delle stagioni passate. Ranieri lo dice sempre, lo sprona, e speriamo che questo gol possa portare Jankto ancora, perché piano piano sta tornando quello che è il Jankto dei tempi della Sampdoria. Grandissima prestazione oggi su tutti, cuore, sacrificio, grinta, su tutti, elogio alla difesa, Dossena, interventi straordinari, veramente maestosi, Augello, ma su tutti sale in cattedra Mina, e mi riporta nell'epoca della precolombiana, della storia, perché sembra un guerriero inca. Su tutti i cross c'è lui, si arrabbia, sbraita, prende colpi, lo vediamo per terra, lo vediamo rialzarsi e lo vediamo combattere, incita i compagni, insomma un guerriero dentro e fuori dal campo, straordinario Mina. La vittoria del gruppo, ragazzi, una vittoria del gruppo importantissima, anche perché Frosinone e Lecce pareggiano 1-1 e la lotta a salvezza diventa sempre più entusiasmante. Un grande Cagliari nel finale, Ranieri complici tanti infortuni, e mi dispiace tantissimo, speriamo che non sia nulla di grave per Luvumbo uscito nel primo tempo. Entra anche, c'è spazio anche per Kingston, giovanissimo, e per Sciomurdo. Insomma, si lotta, vedi gente con i crampi, ma quel che conta è che al fischio finale il risultato recita 1-0 per noi. Una vittoria veramente, ragazzi, fondamentale per la nostra corsa salvezza, ma direi una vittoria anche dedicata agli Scombolz, che hanno cantato dall'inizio alla fine. Grandissimi i nostri Scombolz, hanno cantato lo stadio di Empoli, forse anche più dei tifosi dell'Empoli stesso, grandissimi. Insomma, ragazzi, torniamo in Sardegna consapevoli che ci sarà ancora tanto altro da fare, ma finalmente possiamo oggi parlare di una grande vittoria ottenuta nel campo dell'Empoli. Ragazzi, commentiamo insieme la partita, mettete un like al video, ricordatevi di seguirmi e sempre ricordatevi, forza Cagliari, ancora di più quando si vincono queste sfide così.